che ne ha detto Antonio molto velocemente, perché ormai siamo abituati a ridirli e tante volte non si rendevo neanche conto che cioè, quando che ti tagli a assorbire ti capisci perché a qualche dune che trema i polsi. Perché Antonio parlava di quanto che si paga di tasse nel Veneto per una popolazione di 5 milioni, 70 miliardi. E dopo i numeri, qui si vede del Ministero del Tesoro, dei 70 miliardi, alla Regione Veneto che torna in giro 9 miliardi. Questi quasi dati del 2007 perché a livello regionale che mette un poco ad aggiornarli. Quindi te paghi 70 e qua 9 miliardi alla Regione, per sanità, tutte le spese così. Dopo ti risulti anche i comuni, le province, tutte quante, altri 6 miliardi. Paghi 70 e ti ricevi 15. Quindi già lì ti vedi che quanto centralista che sei sto Stato e dice ti do un pochetto e il resto fa su me. Comunque i ha anche una maniera anche contabilizzare quanto è questo resto che fa lo Stato italiano per i Veneti. Allora che c'è la difesa, le pensioni, le ambasciate, ha contabilizzato tutte le spese, le ha divise per regione, per quello dai 15 miliardi che va a regione e comuni, ne aggiunta altri 35 del servizio nazionale. Quindi per quello ti senti il numero, paghiamo 70 e riceviamo 50. A dire il vero che c'è addirittura dei problemi contabili, proprio sottolineati da economisti, quindi a dire il vero c'è anche manco dei 50 miliardi. Ma c'è ancora tanto manco di questi 50 miliardi perché in quel servizio che ti dice che lo Stato italiano dà alla Regione Veneto, dice lì includiamo anche gli interessi che paghiamo sul debito e questo è quanto che ti spetta ai Veneti, cioè degli interessi sul debito italiano. E quindi quello è altri 8 miliardi. E questo anche proprio per rendersi, cioè c'è un 70-80 miliardi, cioè sempre crescendo a livello italiano. Il Veneto pressoché un 10%, anzi ne manca un 8%, quindi gli salta fuori 7-8 miliardi che spetta ai Veneti pagare degli interessi. E anche lì uno si ha da pensare, cioè noi altri siamo in attivo verso lo Stato italiano ogni anno, perché non c'è sempre capitato che paghiamo di più di quanto che riceviamo io, e in più avevamo da pagarti gli interessi sul debito che ti effetti, cioè non basta il surplus che ti diamo ogni anno, delle decine di miliardi, in più ti fai abuso comunque, e dopo ti porti il conto degli interessi su quel debito che non ho fatto mio. Quindi in realtà sarebbe anche addirittura di più di 20 miliardi, perché cava che c'è al manco 30 miliardi. Comunque uno dice, vabbè, c'è miliardi di cose, di lire, di pesetta, di euro, cioè c'è numeri molto grandi, c'è fatica. Infatti, appunto, per capire quanto che parliamo, che avevamo da dividere per il numero della popolazione, cioè siamo neanche 5 milioni di abitanti, ma diciamo anche 5 milioni di abitanti, 20 miliardi di euro ogni anno per 5 milioni di abitanti, parliamo di 4.000 euro a testa, cioè 4.000 euro a testa di differenza di quanto che paghiamo e quanto che riceviamo in interiore. Quindi non solo i lavoratori, dai bambini che viene qua la mattina fino ai novantenni, cioè 4.000 euro a testa, che potrebbe essere 4.000 euro in più di pensione in più, di tasse in manco, di più sanità, di più di risorse che ne manca, cioè 4.000 euro a testa per una famiglia di 4 persone, mamma, papà e 2 bambini, è 16.000 euro all'anno per famiglia. Cioè in 10 anni c'è un appartamento. Cioè ogni 10 anni che regaliamo un appartamento, una casa, ogni famiglia veneta, ogni 10 anni che regala un appartamento. Cioè questo è il costo per stare all'interno dello Stato italiano. E quando ho colleghi anche all'estero, quando che dico questi numeri qua, mi ride Drio, cioè no, mi dice guarda, è impossibile, cioè non è possibile che una popolazione la staga quieta con una ingiustizia fiscale, un'ingiustizia sociale di queste dimensioni, mi fa ma ti rendi conto che cioè, l'Africa coloniale non la si sta stuprando a sti livelli un secolo fa e ti mi dici che c'è
regione in Europa che subisce anno dopo anno un'ingiustizia di questi livelli, di queste dimensioni, cioè non esiste nella storia una cosa del genere. Eppure questi qua sono dati del Ministero del Tesoro italiano, cioè sono dati ufficiali che dice loro, mi va bene, fammi i conti con quello che ti dici te, perché sarebbe anche di più, però fammi anche i conti solo con quello che ti dici te. Questo è l'ingiustizia di qua. Quindi anche a dire, ma ne conviene fare uno Stato indipendente rispetto, cioè quale sarebbe la differenza? E questo che abbiamo fatto, vabbè, avevamo 20 miliardi in più a disposizione, allora abbiamo fatto i conti, vabbè, avevamo, diciamo, domani siamo uno Stato indipendente e se cattiamo con tutti questi schemi più. Allora abbiamo fatto i conti, cosa che potrei fare, e poi sbassa l'IVA dal 20% a sotto il 10%, vabbè, lì ne parte 3-4 miliardi, forse 5 miliardi. Sbassa tutte l'IRPEF, tutte le tasse dirette sotto il 20%, anche le aliquote, il 40%, tutto sotto il 20%, e anche lì altri 20 miliardi così. Dopo i contributi sociali, non ancora più farli perché avevamo tutte queste risorse, comunque avevamo pensione e sanità e tutto, comunque sbassa anche i contributi sociali. E comunque te fai fatica a spendere tutti quei 20 miliardi, dopo te rimane risorse per alzare la spesa sulla sanità del 30%, quindi altro che tagliare gli ospedali come si deve fare l'amministrazione leghista in regione, altro che raddoppiare i ticket, che sui giornali non ne parla, però se qualcuno per caso se capitasse è raddoppiato. Quindi altro che quello, quindi via tutto quello, via i ticket, tutto gratis come 30 anni fa, e in più tutti gli ospedali, ti puoi pagare di più gli infermieri, i dottori, cioè ti puoi alzare la spesa sull'università del 30%, ti puoi alzare la spesa sulle infrastrutture del 20%, cioè tutte le strade nuove, eccetera, eccetera. Sull'istruzione, sull'università, ti puoi investire sull'università, sulla ricerca, ti puoi veramente, ti puoi alzare le pensioni, cioè ti fai fatica a spendere 20 miliardi di euro su una popolazione di 5 milioni di abitanti. Cioè c'è un'enormità, cioè come ministro dell'economia, cioè, c'è l'effetto contrario, cioè, nel senso non è... Ma molto probabilmente diventerà anche di più, perché se dopo uno sviluppo esatto, anche economico... Esatto, quindi anche senza parlare, ma anche diciamo, parlando di sviluppo economico, uno dice ma come, cioè di sicuro, però anche guardando i dati, quanto che costa, abbiamo parlato dei miliardi, così tutti i dati aggregati per tutte le regioni, ma dopo guardiamo a un'impresa che è un datore del lavoro e che è un operaio, no? Il conflitto tra lavoro così, no? Perché è l'operaio rabbioso perché in media ho l'impiegato che ha in netto 1100 euro al mese e il datore di lavoro rabbioso che assumere uno che costa 2500 euro al mese, quando che se vai in Slovenia, se vai in Austria, se va, o neanche che lui che ad andare, a competere con altre aziende in Germania, in Francia, così, che invece di 2500 euro un lavoratore che costa 2000 euro. Quindi anche solo guardando a livello dell'impresa, uno è rabbioso che ha per 1100 euro al mese in netto, quell'altro è rabbioso perché che costa 2500 euro in lordo, assumere un operaio, ti vedi che c'è qualche duni di mezzo, che c'è un parassita di mezzo. Quindi anche portando in quello sarebbe come che all'impresa un lavoratore che costa 2000 euro, quindi puoi competere e puoi assumere di più perché se non costa 2000 euro allora mi conviene, cioè mi sbasso i costi di produzione, posso produrre di più, posso competere in Europa, nel mondo e quindi posso assumere più gente perché mi ingrandisce. Il lavoratore invece di pagare e di ricevere in netto 1100 euro si trova a 1600, 1700 o 1500, insomma adesso riguardando, comunque te vedi che c'è dei vantaggi netti su sia di qua che di là che è notevoli. Quindi vi penso che a nessuno che passa per la testa che non vi conviene, perché abbiamo veramente però quello che puoi pensare crea un attimo di ansia, dire cambiare
un sistema, l'altro è come dire cambiare casa, cioè comunque che se nella gente